Preside, un interessante momento oggi dedicato alla legalità. Abbiamo visto il coinvolgimento attivo e fattivo di tanti alunni della scuola e la presenza anche di Don Damiano. Sì, oggi iniziamo questa settimana della legalità che si concluderà giorno 26 al plesso Federico II, la sede centrale, quando inaugureremo il Giardino di Giusti e il Muralis della legalità. È un percorso didattico che vogliamo fare, che abbiamo fatto per inculcare nei giovani, nei nostri alunni, principi sani e valori sani per i quali si sono battuti, appunto tra questi il giudice Levatino, che è stato d'esempio per tutti noi. E allora ai nostri alunni vogliamo inculcare questi valori della giustizia, della legalità, del rispetto del prossimo, perché questa terra di Sicilia, come disse una volta il Presidente Pertini, una terra alla quale tutti noi dobbiamo inchinarci, quindi da siciliani dobbiamo mettere in atto ogni azione affinché questa nostra terra sia sempre più bella e più prospera. Un momento di grande partecipazione sia degli alunni che dei docenti, oggi qui al Villaggio Perusso col plesso Margheritacche, e ricordiamo gli altri due appuntamenti, quando e dove si svolgeranno. Sì, dicevo che, come detto poc'anzi, è iniziata oggi la settimana della legalità che noi faremo con gli altri plessi dell'istituto, di cui si compone di ben 10 plessi, quindi faremo il giorno 23, lunedì prossimo, un incontro con l'autrice per parlare appunto di legalità, di mafia, ma la giornata poi proseguirà, le giornate proseguiranno durante la prossima settimana con la manifestazione conclusiva il 26, ripeto, nel giorno in cui si farà al plesso Federico II, al plesso centrale, al Villaggio Mosè, una delle nostre sedi, la sede centrale. Insomma, un anno che dopo il Covid lentamente si sta ritornando alla vita, alla normalità. Che sensazione, che bilancio possiamo fare anche come partecipazione da parte degli alunni all'anno scolastico? Ma devo dire che dopo 2 anni di pandemia quest'anno abbiamo ripreso, come del resto non ci eravamo neanche fermati durante questo brutto periodo, nel senso che sono poste in essere tutta una serie di attività anche a distanza come negli anni passati. Quest'anno, avendo l'opportunità, pur nel rispetto delle norme anti-Covid, abbiamo fatto tutta una serie di attività che permettono ai nostri alunni di acquisire non solo competenze e conoscenze, ma soprattutto di acquisire loro e di far sì che loro diventino veramente cittadini del mondo. Un momento importante oggi, questo che si vive con la scuola, con l'Istituto Rita Levi Montalcini, il plesso Margheritacche, sempre attenti a questi momenti. Oggi si parla di legalità, diversi riconoscimenti, momenti anche di ricordo che sono stati fatti per tanta gente che ha perso la vita. La scuola è il luogo privilegiato per la semina dei valori, oltre che per le nozioni, anche perché dalle nozioni dobbiamo saper passare alle contaminazioni, e cioè vivere nella vita quello che si apprende nella scuola, quello che si apprende nei cammini di formazione di ciascuno.